Buonasera a tutti dal Lus Center di Spinea, pronti per raccontare questa seconda giornata di Coppa Veneto di Serie C2, la sfida tra il Martellago Calcio a 5 e il Sanve 1000. Andiamo subito a dare un'occhiata alle formazioni che tra poco scenderanno sul terreno di gioco. Una buona serata a tutti, invito come sempre a iscrivervi sul nostro canale YouTube, ovviamente è tutto gratis. Seguiteci anche sui nostri social, siamo presenti appunto su YouTube, dove vedete tutte le nostre gare in diretta, e poi sui social principali, ovvero Instagram e Facebook. Andiamo a dare lettura delle formazioni. Cominciamo come sempre dalla formazione ospite, cioè dal Sanve 1000, con il numero 1 Salamon, con il numero 2 Yermakov, con il numero 3 Zaya, con il numero 4 Longin, il numero 6 Carnelos, il numero 7 Bodian, il numero 8 Cesaro, il numero 9 De Pizzol, il numero 10 Festino, il numero 12 il capitano Fiorot, il numero 14 Gilli e il numero 18 Cigana. Il mister è Daniele Sartor. Risponde la formazione di casa il Martellago con il numero 1 Ilias, con il numero 2 Canuto, 4 Barbieri, 5 Musolino, 6 Nashin Ben, 7 Ferro, 9 Marinello, 11 Favaro, 21 Brugnolo, 23 Cavaglia, 25 Gioia, 30 Alberto Benato. Il mister è Matteo Canuto. Dirige la gara il signor Maireni Doganieri della sezione di San Donà di Piave. Andiamo anche subito a fare un recap di questa Coppa Veneto, che è iniziata non benissimo nella prima giornata per il Martellago, che ha subito la sconfitta contro il Compagnia Malo per 6-3. Parliamo ancora di lunedì 13 ottobre, quindi questa è la seconda giornata di questo girone. Siamo nel girone B. Girone B composto appunto da Compagnia Malo, Calcio 2000, Sanve 1000, Pernumia e Martellago. Finora hanno disputato una gara noi contro il Compagnia Malo, che abbiamo perso, e il Calcio 2000 contro il Pernumia, con la vittoria del Calcio 2000. Quindi è la prima gara per il Sanve 1000. Oggi alla stessa ora si affrontano anche Pernumia contro Compagnia Malo. Martellago che non viene da un periodo positivo di risultati. Oltre alla sconfitta in Coppa sono arrivate altre due di fila in campionato. Venerdì scorso, il 24 ottobre, abbiamo perso in casa del Pernumia per 3-1, mentre la settimana prima, il venerdì 17, abbiamo perso 3-1 sul campo dell'Adriauto. Venerdì prossimo ricordo che non ci sono partite di campionato. Ci rivediamo venerdì 7 novembre qui in casa Lus Center di Spinea per affrontare il Nativitas. Abbiamo anche qualche minuto a disposizione per parlare appunto un attimo di campionato. Abbiamo anche qualche minuto. La classifica appunto del campionato di Serie C2 Girone B ci vede al momento al quinto posto con 9 punti, con 5 partite giocate, vinte 3, pareggiate 0 e perse 2, con una differenza reti di più 7. Il capo classifica al pari punti sono il Valli Futsal di Chioggia e l'Adriauto con 15 punti. Segue il Mirano a 12 con il Pernumia con lo stesso punteggio, poi ci siamo noi
A seguire dal sesto posto in poi la Mediatek con 9, stesso punteggio nostro, il Rovigo con 6, Quos Appellari con 6, Nativitas 3 punti, Scorzè 3, Flaminia 0 e Moniego 0. Entrano le squadre in campo, Martellago che si presenta con il completo bianco-oro, i portieri Amaranto, mentre rispondono gli ospiti con il completo nero e il portiere, possiamo definirlo un verde militare. Eccoci pronti allora per il sorteggio, vediamo poi chi inizierà. Tanto non c'è il nostro capitano Nicolò Bartolo, lo sostituisce con la fascia Mattia Marinello. Passano gli ospiti a salutare i nostri ragazzi. Scambio di saluti tra le due panchine. Allora, vediamo anche il quintetto base, il quintetto di partenza di Mister Canuto. Brugnolo tra i pali, Marinello, poi se non sbaglio Barbieri, Canuto, Mirko, Benato, Alberto con il numero 30 e Mattia Marinello, che al momento si posiziona in ruolo di back. Cominciamo noi, è nostro il calcio d'inizio. Attacchiamo da sinistra a destra dei vostri schermi. Tanto saluto tutti voi collegati in questo turno, cioè non un turno infrasettimanale, ma turno infrasettimanale nel senso giornata di Coppa mercoledì. Una cinquantina di persone circa presenti all'U Center, oltre a voi collegati. Iniziamo a muovere la palla con Marinello, Canuto sulla destra, ancora Mirko per Barbieri, Pippo all'indietro per Mari allarga per Alberto, Benato che va alla conclusione, la parata del portiere ospite, che se non vado errato è anche il capitano Fiorot Giacomo, classe 93. Muove palla adesso il San Vemille con un rimpallo su Canuto, la rimessa laterale è per gli ospiti che hanno già battuto. Ci guadagniamo una rimessa laterale noi adesso. Se volete salutarci nei commenti cercherò di guardarli e di salutarvi in diretta. Scusate, ho dimenticato anche di far partire il tempo. Partita iniziata circa da un minuto. 0-0 il punteggio, 0-0 i falli. Attacchiamo con questo fallo laterale adesso. Cerchiamo una conclusione respinta dalla difesa in maglia nera. Poi Marinello di esterno, pallone largo. Riparte il San Vemille con il possesso palla all'indietro adesso. Cenno di pressing dei nostri ragazzi. Poi Pippo spazza tutto, non vince il rimpallo, la rimessa laterale è per gli ospiti.
che manovrano palla. Palla a Carnelius che lancia lungo, Benato capisce tutto, intercetta, riparte da Pippo, ancora Pippo, Barbieri all'indietro per Canuto, Marinello si allarga sulla destra, il nostro capitano di stasera sbaglia l'imbucata, la rimessa laterale è per la formazione allenata da Mister Sartor. Carnelos porta avanti il pallone, va sulla destra a servire un suo compagno, si tratta del numero 10 Festino. Festino cerca l'imbucata, Pippo chiude in fallo laterale, si appresta a battere il numero 2 Yermakov. Qui una trattenuta, non fischia il fallo, direttore di gara, possiamo andare in contropiede con Marinello, Marinello spinto, poi l'occasione e la parata del numero 12 Fiorot su Benato. A mio avviso non ha visto due falli nel primo per loro né questo su Marinello, poteva dare il fallo cumulativo. Si rimane sullo 0-0 sia per il punteggio che per i falli. Sulla sinistra Pippo all'indietro per Marinello. Canuto cerca ancora Pippo che va all'indietro, Canuto rischia qualcosa, si rifusa in fallo laterale vincendo un rimpallo. Benato all'indietro per Canuto allarga sulla destra per Barbieri, Canuto ancora, Mirko cambia lato, va da Marinello sulla destra, ancora Marinello per Canuto che svirgola la sfera, possono ripartire loro con un pericoloso contropiede guidato dal numero 2 che sbaglia però l'appoggio. Ripartiamo con il possesso palla con Marinello. I nostri avversari invece sono sempre in Serie C2 nel girone C. Occupano il quarto posto in classifica. I primi da loro sono l'Atletico Bassano, a seguire il Monticano, poi l'Arcade e poi appunto il San Vemille con 10 punti. Ancora San Vemille in attacco, chiude la difesa del Martellago. Attenzione al numero 10 che carica un tiro, è sempre Barbieri in opposizione. Rimessa laterale offensiva con il numero 6 che va alla conclusione, alta. Ripartiamo con Marinello. Benato, ancora Marinello. Canuto. Barbieri, pressato da due avversari. Torna indietro. Va da Brugnolo che non può prenderla. L'aveva già toccata, per il regolamento non può toccarla due volte nella stessa azione il portiere, a meno che la palla non esca o venga toccata da un avversario. E il nostro Davide si assicura che il pallone vada in corner concedendo il male minore. Corner per gli ospiti, dunque il primo della gara per loro. Il numero 10 questa volta calcia con il piatto destro, spara alto sopra la traversa e riparte Davide, dunque il nostro numero 21. Appoggia il pallone a Mari va da Benato cambia lato, va da Canuto, questa volta si sposta sulla destra, vuole l'1-2, Benato riesce a calciare, trova una deviazione di un suo compagno, la palla schizza addirittura da Brugnolo che va a una specie di palombella a cercare Barbieri che deve accontentarsi però del fallo laterale. Marinello, Canuto
Barbieri, non perfetto il tocco di Canuto, Barbieri ancora Canuto di prima per Benato, Benato Canuto, Canuto all'indietro per Marinello dopo una deviazione, Marinello, Canuto, Canuto, Marinello sbaglia tutto, mantiene però il controllo della sfera che finisce fuori, può ripartire Brugnolo. Allora 8 minuti se ne sono andati del primo tempo, 0-0 il punteggio, 0-0 i falli. Saluto tutti voi collegati, vedo che arrivate un po' alla volta. Partita di Coppa Veneto, seconda giornata per noi, prima per il Sanve 1000, i nostri avversari in maglia nera che ora ripartono con il numero 2 in scivolata. Pippo può ripartire, 2 contro 3, arriva anche Benato, Marinello sulla sinistra, torna indietro. Canuto, Marinello in avanti, pallone finisce fuori, controllato dal loro numero 10 Festino Marco Pio, classe 2002. Entra il numero 7 Bodian Lamin Melang. Eccolo qui, ancora Bodian. Il lancio per il numero 10 che cerca il numero 6, va alla conclusione col mancino, svirgola, per fortuna nostra, ce l'aveva buona sul suo piede Carnelos. Spara fuori, largo per fortuna. Ottima occasione questa per i nostri avversari. Ricordo che oltre a noi questa sera si gioca anche la sfida tra Pernumia e Compagnia Malo nel nostro girone B di Coppa Veneto di Serie C2. Entra Lollo intanto, spalla alla porta, appoggia all'indietro per Nasci, e anche lui è appena entrato da poco sul terreno di gioco, così come Elia Musolino. Bella palla per Canuto! Elia per Canuto! 1-0 per noi, grande azione. Mirko Canuto sblocca il match. I nuovi entrati subito collezionano il vantaggio. Ha cambiato tutto il quartetto mister Canuto. Bella azione, l'assist di Elia Musolino per Mirko Canuto. Ricomincia dunque il possesso palla del Sanve 1000. Al 9° minuto circa siamo in vantaggio. Sblocchiamo questa sfida importantissima, visto che abbiamo perso la prima di la prima di Coppa. Elia sulla destra. Va all'indietro per Nascimben, Nascimben per Lollo. Lollo ancora indietro per Nasci. Ancora per il numero 7 Beppe, appena entrato anche lui sul terreno di gioco. Beppe Ferro al posto di Canuto. La rimessa laterale, il sinistro di Elia, chiuso in fallo laterale. Se ne incaricherà ancora Beppe alla battuta. Quindi siamo in campo adesso con Brugnolo, Ferro, Musolino, Nascimben e Cavaglià. E la conclusione verso la porta, la ribattuta ancora del loro portiere, poi la palla non è uscita, si prosegue. Attenzione a questo contropiede del Sanve 1000 guidato dal numero 14. Si tratta di Gilli Gabriele, che è il vice capitano, classe 92. Ancora il numero 10 va alla conclusione, Nascimben lo chiude. Festino all'indietro per il numero 6, pallone per Bodian che torna indietro dal portiere Fiorot, lancio lungo, ci mette le mani Brugnolo, la palla rimane a loro. Attenzione a questa azione pericolosa con Festino che si trascina però il pallone fuori. Ottima uscita di Davide Brugnolo.
Nel girone A della Coppa si è già giocata Came Treviso contro Atletico Pressana, la vittoria per 4-1 dell'Atletico Pressana. Prendo i dati dal sito di tuttocampo.it. Poi nel girone A si giocano adesso Mediatek contro Baita Saviabona. Nel girone C è già stato giocato lunedì 27 ottobre Futsal Città di Malo, Valli, Futsal Chioggia, vittoria degli ospiti, quindi del Chioggia per 5-2. In diretta vedo aggiornato nel girone D Futsal Flame 2 Nativitas 0. Torniamo in cronaca con il nostro possesso palla, con Elia, con il mancino, cambia lato, va da Lollo, Cavaglià, che cambia lato, non riesce ad agganciare Nashin Ben, cenno di ok, 3-2. Timido accenno di coro dei nostri giovani supporter, sono in pochi questa sera rispetto al solito, al campionato. Partita di Coppa, 50 persone circa qui in tribuna all'U Center di Spinea. Brugnolo va al lancio lungo, il pallone messo fuori di testa da un loro difensore, credo si tratti sempre di Carnelos, credo è in campo dall'inizio, non è mai uscito, è l'unico oltre al portiere Fiorot. Nashin Ben va da Beppe Ferro, ancora Beppe, va da Elia, ancora Elia, cerca Beppe, bellissima azione, 1-2, si torna indietro, Cavaglia, ottimo possesso palla dei nostri ragazzi, ancora Elia, torna indietro, ottimo fraseggio. Non siamo riusciti ad andare alla conclusione però. Nashin Ben. Ancora Beppe per Lollo. Anzi Elia, scusate. Lollo ancora indietro per Nashi. Nashi cambia lato, va da Beppe Ferro. Ancora il nostro numero 7, l'indietro per Nashin Ben. Torna indietro da Beppe che va da Brugnolo. Brugnolo sbaglia il rinvio, la regala al loro numero 7 che va alla conclusione. È una finta, Brugnolo! Brugnolo su Gilli, grande parata di Davide. Attenzione al numero 3 adesso che si mette in proprio, poi va all'indietro da Bodian, ancora Bodian insiste, Brugnolo lascia lì il pallone che poi esce in corner, credo, da qui non si vede granché. Vediamo l'arbitro che decide, rimessa al fondo, bene così per noi con Brugnolo. Ripartiamo, non abbiamo accelerato, potevamo farlo. Nashin Ben porta palla fino alla metà campo, in buca per Cavaglia. Cavaglia si gira, Lalo si gira, va alla conclusione, viene chiuso da due avversari. Poi riparte il loro numero 14, Brugnolo! Davide Brugnolo mette in corner. Arriva l'aggiornamento del nostro girone che ci interessa. Pernumia, Compagnia Malo sono sul punteggio di 1-1 dal sito di tuttocampo.it. Compagnia Malo che ha battuto proprio noi nella prima giornata lunedì 13 ottobre per 6-3. Pernumia invece che ha perso sul campo del Calcio 2000 per 5-4. Possesso palla difensivo con un intercetto però non riuscito da parte nostra. Poi Cavagliane, usciamo adesso con questo possesso palla. Stavamo per approfittarne di un loro errore. Cavaglia, serve Beppe, il tiro, palo di Beppe, vicini al 2-0. Che sfortuna, palo esterno.
Era rimasto impietrito Fiorot, non poteva farci nulla in questo tiro improvviso del nostro Beppe. Poi Nasci, bravissimo di testa, anticipa tutti. Concede però il corner al San Vemille. San Vemille, squadra di San Vendemiano in provincia di Treviso. E allora siamo circa a meno 13 da giocare in questo primo tempo. Attenzione al colpo di testa, il gol anticipato Brugnolo, arriva al pareggio il San Vemille. Il gol di Bodian, 1-1 sul lancio lungo del portiere, è arrivato questo colpo di testa e sale subito il coro di incoraggiamento dei nostri giovani ultras. Ricominciamo con il possesso palla dopo aver incassato questo gol del pareggio, gol di testa di Bodian. Ferro intanto si libera di un avversario, non trova nessuno al centro, il pallone finisce fuori. Lo sport, il calcio a 5, anche il calcio, occasione da una parte, gol dall'altra. Ottimo anticipo di Nasci, intanto che vicino in pallo, Beppe chiuso proprio all'ultimo, proprio il palo di Beppe un secondo prima del gol del pareggio degli ospiti. Ancora adesso rientra in campo Pippo Barbieri che allarga per Nasci. Elia cambia lato per Beppe. Nasci. Elia sulla destra. Va da Nasci all'indietro, anzi in avanti, scusate. Poi si va sulla sinistra per Pippo che scende a fare il laterale. Continui i movimenti della formazione di mister Matteo Canuto. Beppe all'indietro per Pippo. Vai Pippo, in avanti per Nasci, l'imbucata, il pallone resta lì. L'ultimo tocco è nostro, quindi rimessa dal fondo per i nostri avversari con Fiorot. Abbiamo aggiornato in ritardo il nostro tabellino, lo vedete qui sulla destra in alto. 1-1 quando mancano 11 minuti circa alla fine del primo tempo. Attenzione al loro numero 8 chiuso da Nashin Ben. Rientra Marinello. È uscito Nashin Ben. Marinello con la fascia di capitano oggi. Rimessa laterale bianco-oro, dice il direttore di gara. Marinello all'indietro per Pippo, Pippo per Mari. Rientra anche Mirko Canuto che ha sbloccato la gara. Benato si è ricomposto praticamente il quintetto titolare iniziale di questa gara. Quindi con Brugnolo in porta, Marinello, Canuto, Mirko, Benato e Pippo Barbieri. Il pallone esce in questo possesso palla, ma la rimessa è sempre per gli ospiti che vanno in avanti adesso nei pressi della nostra area. Tornano indietro con Pippo che può andare in contropiede. Il pallone è sulla sinistra. Pippo forse lo intercetta, no, lo intercetta il portiere. Chiedono, credo, un fuori. Chiedono forse un fuori area del portiere. Proteste veementi di tutto il Martellago. Chiedono retropassaggio, scusate, retropassaggio è stato chiesto. Non considerato quindi volontario o non visto dal direttore di gara, il signor
Maireni Doganieri della sezione di San Donà di Piave. Allora si resta sull'1-1, 0-0 i falli, 9 da giocare. Canuto, il pallone è bellissimo, una deviazione, altro palo, incredibile. Barbieri va vicino al 2-1. Corner per noi. Lo batte Barbieri, chiama uno schema, ci sono Marinello e Benato fuori per Canuto. Canuto va al tiro, deviato. Facile presa per il capitano loro, che va già al rilancio lungo. Canuto, siamo ben appostati in difesa. Canuto tiene vivo il pallone, può dare in contropiede Mirko viene spinto, no, non c'è fallo. Contropiede pericoloso del numero 3 Bruniolo, che parata, come un gatto è andato giù e si è fatto male. Si è fatto male alla gamba Bruniolo, ha buttato subito fuori il pallone dopo averlo bloccato. Adesso il direttore di gara ne approfitta per chiedere la calma alla nostra panchina che aveva protestato in precedenza, mentre i giocatori del San Vemille chiedono l'intervento dello spazzettone dove è caduto proprio Canuto. Eccolo Ilias Bayram, ecco, se ne è accorto adesso il direttore di gara. Spazzettone, Bayram al posto di Bruniolo dunque. Il nostro giovane portiere classe 2008 pronto a entrare, pronto sul terreno di gioco. Ha esordito in campionato a Moniego di Noale nella seconda gara del campionato. Vediamo se ce la fa Bruniolo poi a rientrare o giocherà il nostro Bayram. Ripartiamo con Canuto, 2 pali colpiti dal martellago. Pippo se ne va via, Pippo ancora protegge palla, non c'è niente, lascia correre abbastanza il direttore di gara. Tra le proteste del pubblico attacca il San Vemille adesso con il numero 3 Marinello, è bravissimo a chiudere. Allora 1-1 tra Martellago e San Vemille quando mancano circa 6 minuti alla fine del primo tempo. Marinello, siamo in campo con Marinello, Canuto, Bayram in porta, Benato, Canuto intanto fuori. Stavo ripetendo il quintetto. Il pallone in profondità per il numero 3 che scavalca tutti e segna. Gran gol. 2-1 vantaggio il San Vemille. Gran gol. Ha scavalcato praticamente con una pallombella. Credo si tratti di Filippo Zaia. Sigla il 2-1 per il San Vemille. Time out chiesto da mister Canuto. Eravamo in totale controllo della sfida. 2-1 anche per il Compagnia Malo sul Pernumia. Compagnia Malo. Ci sono dei risultati in diretta. Non è aggiornato Mediatek Luparense contro Baita Saviabona. Stiamo parlando sempre di Coppa Veneto. Stesso risultato dunque nel girone B, 2-1 per gli ospiti. Martellago 1, San Vemille 2, Pernumia 1, Compagnia Malo 2. Futsal Città di Malo 2-5, Valle di Chioggia, ma è stata giocata lunedì 27. Poi in diretta abbiamo un Don Romeo 0, Quos Appellari 2 nel girone C. Nel girone D abbiamo un Futsal Flame Nativitas 4-2 e Futsal Tiene 0, Adriauto 1. E in diretta nel girone G Futsal Trissino United Borgorico Campetra 2-1 per i padroni di casa. E nel girone H
Il Milano sta vincendo in casa 3-0 contro il Carmen Vision. Calcio a 5. Ripartiamo dunque dal centrocampo dopo aver subito la rimonta, il gol del 2-1 degli ospiti. Benato, Canuto al centro, salvataggio, poi Pippo, il Marinello, gol subito! Mattia Marinello, il capitano di oggi, pareggia 2-2, gol da futsal, gol dal futsal vero questo, gol da futsal, tiro in porta da lontano di Benato, la deviazione di Marinello, 2-2, bene così. Partita molto emozionante. Due a 2. Mattia Marinello dunque. E poi il pallone è entrato ancora dopo un rimpallo. 3-2, che partita, 3-2. Ancora Marinello. Non facciamo neanche in tempo a prendere appunti, ad aggiornare. Adesso dopo il gol del 3-2, time out per il Sanve 1000. 3-2. Sempre Mari. Sempre Mari. Dalla regia mi dicono che è Benato il marcatore del terzo gol, ce lo siamo proprio perso nel commento. Alberto Benato per il gol del 3-2, forse Marinello ha messo in rete il pallone che aveva già superato la linea. Rimonta e contro rimonta dunque, bellissimo primo tempo. E stessa cosa del time out, prima l'ha chiamato Mister Canuto dopo aver subito il 2-1 e adesso l'ho chiamato Mister Sartor dopo aver subito il 3-2. A 1 minuto 2 di recupero, 2 minuti da adesso praticamente. Vediamo questi 120 secondi che ci separano al duplice fischio del direttore di gara. Quindi in possesso palla adesso è entrato sul terreno di gioco Thomas Favaro, il numero 11. Mari, ancora Favaro, ancora Thomas, all'indietro per Mari, Mari per Canuto, Canuto sinistro, la respinta e la ripartenza poi fermata da Favaro. Ancora possesso palla del Sanve 1000. Se n'è andato il primo minuto di recupero, intanto ne manca un altro. Ancora poi Yermakov all'indietro, poi senza trovare successo questo lancio lungo dalle retrovie del Sanve 1000, la rimessa laterale per noi quando ci avviciniamo proprio allo scadere anche del secondo minuto di recupero. Vediamo se il Martellago tenterà un'altra azione offensiva. Favaro, brutto passaggio, Canuto deve allontanare tutto. Abbiamo rischiato tanto.
Si continua a giocare. È scaduto il secondo di recupero. Marinello prova a ripartire e finisce il primo tempo. 3-2 per noi. Emozionantissima partita. Pausa. Ci vediamo tra poco.
Rieccoci ricollegati dall'U-Center di Spinea per la seconda giornata di Coppa Veneto Serie C2 Girone B, la sfida tra il Martellago Calcio a 5 e il Sanve 1000. Si riparte dal 3-2 per i padroni di casa, partita al Cardiopalma, vantaggio del Martellago, rimonta Sanve 1000 2-1 e contro rimonta immediata del Martellago per il 3-2 finale del primo tempo. Bentornati anche a voi spettatori virtuali, pronti al fischio del direttore di gara per far partire anche il nostro timer. E riparte il possesso palla dei giocatori in maglia nera che manovrano adesso la sfera. La pressione di Beppe Ferro che riconquista il pallone, si guadagna la rimessa laterale. Applausi del pubblico dell'U-Center. In porta torna Brugnolo, si era fatto male in una parata in precedenza nel primo tempo, sostituito da Ilias Bayram. E dunque si riparte adesso con il possesso palla dei giocatori in maglia nera guidati da Mister Sartor. Festino va all'indietro dal numero 6 Carnelos, poi rischia Canuto in scivolata si salva il Sanve 1000. Nel nostro girone B di Coppa Veneto, che non è lo stesso del campionato, c'è in diretta anche la partita Pernumia Compagnia Malo, 1-2 il risultato. Intanto ci conquistiamo un corner. Ferro alla battuta alta. Nessun fallo nel primo tempo, partita molto combattuta, il direttore di gara ha lasciato correre molto. 0-0 i falli, quindi anche 0 ammonizioni nel primo tempo. Tutti e due gli allenatori hanno usato i time out. Ferro, intenzione per Canuto! Mirko! Canuto fa la doppietta, assist di Beppe Ferro, 4-2. Come nel primo tempo, il primo a siglare è sempre lui, Mirko Canuto. Gol importantissimo che mette la doppia distanza. Il nostro Mirko Canuto, classe 99, sigla la doppietta personale e ci porta sul doppio vantaggio. Come nel primo tempo, il suo gol venuto proprio all'inizio del primo tempo per sbloccare il match. Favaro, piccolo battibecco in campo, Canuto, anzi Nascimbene, imbuca benissimo, salvataggio clamoroso del numero 6 Carnelios. Favaro carica il destro largo, può ripartire Fiorot, portiere e capitano, maglia numero 12. Poi Festino cambia lato, dal numero 14 Gilli, chiuso da Favaro. Ancora Festino che si gira, tecnica sopraffina del loro numero 10. Brugnolo raccoglie questa debole conclusione, fa ripartire Beppe Ferro sulla destra. Ancora Beppe, serie di finte, torna indietro da Nascimbene, uno sguardo in avanti,
chiama il movimento con la mano ai suoi compagni. Ancora Favaro dietro da Beppe per Nasci per Canuto, sulla sinistra Mirko va a puntare il suo diretto avversario, torna indietro da Nasci, Favaro, anzi Beppe, scusate. Il nostro Beppe Ferro, poi per Canuto con la punta, chiuso, riparte Festino, ancora occhio al suo mancino, alto per nostra fortuna, alto e largo per nostra fortuna, Festino. Saluto tutti voi, ben ritrovati, ricollegati, siete in 9 spettatori, se volete salutarci qui sulla chat cercherò di leggere i vostri saluti, i vostri commenti, li porterò qui in diretta. Naturalmente se volete iscrivetevi al nostro canale YouTube. Canuto si guadagna una rimessa laterale. Poi una conclusione respinta, però da noi consente adesso agli ospiti di battere una rimessa laterale. Intanto il pareggio del Pernumia in casa contro la compagnia Malo, 2-2. Beppe Ferro anticipa un altro pallone, spalla alla porta, se ne va via sulla destra, vai Beppe, il tiro di Beppe, grande Beppe, la parata di Fiorot che lancia lunghissimo, attenzione a questi lanci lunghi che ci hanno punito nel primo tempo con il colpo di testa, il pareggio momentaneo di Bodian. Sul colpo di testa a scavalcare Brugnolo in uscita. Riparte Festino, allarga sulla sinistra, ancora Festino, questa volta in posizione centrale, scambia il pallone con un suo compagno più volte, si tratta di Gilli se non sbaglio. Pronto un cambio intanto in piedi per mister Canuto, doppio cambio, triplo, vedo Marinello, bene, attenzione al numero 9 intanto che va via in uscita, bravissimo Thomas a contenerlo, eccolo qua, esce Beppe, dentro Benato, Alberto. Brugnolo con i piedi, Canuto, Nascimbenne, pressione del San Mille, lancio lungo intercettato dal numero 6 che tiene il pallone in campo con qualche difficoltà, ancora San Mille, il pallone è uscito, peccato, è uscito, peccato, è uscito, sì. Canuto avrebbe segnato la tripletta a porta vuota. Si riparte da una rimessa laterale per la formazione ospite che gioca in maglia nera, attacca da sinistra a destra. Adesso il numero 3, Zaia, che è stato il marcatore del 2-1 del vantaggio del San Mille nel primo tempo, che è durato un battito di ciglio, veramente una partita, un primo tempo spettacolare, pioggia di gol, 5 gol nel primo tempo, uno dietro l'altro. Canuto, il pressing del San Mille. Bella palla di Canuto, non ci può arrivare Elia. Sono le 22:20 e ci sono 22 minuti da giocare, una vita in questo secondo tempo. Il possesso palla affidato a Marinello, Elia sulla sinistra subisce fallo, no, sembrava fallo da qui, ma sapete che la ringhiera che vedete ci occupa abbastanza visuale, meglio di così al momento non riusciamo a fare. Cavaglià entra sul terreno di gioco, batte la rimessa per Elia che calcia di sinistro, ritrova la sfera, la passa a Marinello. Marinello, una specie di cucchiaio irraggiungibile per tutti, la rimessa credo sia laterale addirittura, vediamo,
laterale, dice il signor Maireni Doganieri della sezione di San Donà di Piave. Colpo di tacco illuminante per il numero 3 Zaia, che se ne va via in mezzo a 2, cade a terra, non c'è niente, no, questa volta non c'era proprio nulla. Ha fatto una grandissima azione, ma si è lasciato andare in mezzo a 2. E ci guadagniamo un calcio d'angolo. Calcio d'angolo in ripartenza. Chiama lo schema Lollo, dice il numero 1. Il nostro Lollo va al centro dell'area. Tanto il direttore di gara va a spiegarsi con Gilli, credo. Marinello riceve la sfera, una finta e lì a sinistro largo. Buono lo schema dei ragazzi di Mister Canuto, che ora ripartono con una rimessa dal fondo i nostri avversari. Il San Mille adesso con il numero 6 pressato trova un compagno libero, si tratta del numero 2. Poi c'è uno scontro con Elia che va a terra. Primo fallo della gara, non del secondo tempo, ma proprio della gara. Vabbè, non sono contati nel calcio 5, era per dire che perde sangue Elia nello scontro. Si prende anche il giallo, fallo sul numero 2 Yermakov. Quindi primo fallo e primo cartellino della gara. Calcio di punizione affidato al numero 14 Gilli Gabriele. Vicino a lui c'è il numero 3 Zaia, che adesso si sposta sulla destra. In area c'è Yermakov e sulla sinistra il numero 6 Carnelos. Vediamo Gilli al fischio del direttore di gara. Gilli va Brugnolo con i piedi. Benato riparte in velocità, non riesce a fermare la sfera, se l'è allungata troppo. Riparte il San Mille allora. Rimessa laterale ancora per i nostri avversari. In avanti con Gilli che protegge palla. Marinello, fallo. Secondo fallo. Proteste del pubblico del Martellago. Ha cambiato un po' il modo di arbitrare il direttore di gara. Nel primo tempo non ha fischiato nulla, ha lasciato correre abbastanza. Adesso i primi 2 contatti li ha fischiati. Calcio di punizione ancora affidato a Gilli, dunque più o meno nella stessa zona di un minuto fa. Mentre ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, mancano 16 minuti da giocare circa. Attenzione allo schema, Yermakov all'indietro, l'abbiamo capito e possiamo chiudere i nostri avversari che però giocano ancora. Cavaglià in fallo laterale. Rimessa laterale per loro. Attenzione al numero 3 Zaia che va via con un rimpallo a nostro favore però. Sempre dal sito di tuttocampo.it vedo sempre il 2-2 tra Pernumia e compagnia Malo del nostro girone. Sono 8 gironi, dal girone A al girone H. Poi quando ci sarà un attimo di respiro, se ci sarà... Attenzione Marinello! Ci mangiamo il 5-2. Vedete, parlo di altro, nel frattempo succedono le azioni pericolose. Benato ancora per Marinello, sbaglia l'imbucata di parte del San Mille. Ancora Zaia
all'indietro per Yermakov. Yermakov chiama il movimento, la sua lata all'indietro per il loro numero 6 Zaia, sulla sinistra ancora da Gilli. Gilli va con il cucchiaio ancora da Zaia, Cavaglià contiene, recuperiamo palla, recuperano anche loro, ancora Gilli a lottare con Cavaglià. Lollo lo chiude, fallo laterale per noi, il fallo laterale per noi. Cavaglià, ecco Lollo, spalle alla porta, Lollo si gira, Lollo al centro, viene chiuso, ripartono loro, dobbiamo chiuderci in difesa, attenzione. Zaia adesso sulla sinistra, l'imbucata Marinello, un rimpallo, Cavaglià, Brugnolo. Lancio lungo, Benato la mette giù, pallonetto di Benato, Benato tira, stava per fare il gol della vita, che azione di Alberto Benato, sombrero e sinistro al volo a sfiorare l'incrocio dei pali. Avete visto inquadrato anche il nostro Natale Bartolo, ha detto letteralmente cosa stava facendo, riferito alla conclusione del nostro Alberto. Rientra intanto Bodian, aveva pareggiato con il gol dell'1-1 di testa sul lancio lungo, scavalcando il nostro Brugno in uscita ancora nel primo tempo. Brugno, eccolo qui adesso, pronto a bloccare il pallone, a far ripartire Benato di esterno per Canuto. Canuto per Mari, Benato, lo spara addosso a Fiorot, corner. Fiorot rimane a terra. Fiorot rimane a terra. Tutto ok, può rialzarsi e possiamo quindi battere dopo il fischio del direttore di gara questo calcio d'angolo. Ci va la conclusione di Lollo, la respinta sul secondo palo, pallone uscito. Allora 13 minuti da giocare, Martellago in vantaggio per 4-2, abbiamo sfiorato più volte il 5-2. Ripartiamo adesso in campo con Marinello, Ferro, Canuto e Cavaglià. Eccolo qui Lollo, la finta di Lollo, vediamo se la mette al centro, torna indietro, si guadagna una rimessa laterale. Canuto il numero, cosa ha fatto per Cavaglià che non ci arriva, serpentina di Canuto, appoggia per Cavaglià che svirgola col mancino, grande azione di Mirko Canuto. Ecco Canuto che recupera un altro pallone, a lottare su ogni pallone il nostro Mirko, pallone poi che arriva dalle parti di Brugnolo, 12 da giocare, manca una vita, siamo sopra di 2 ma manca una vita, abbiamo sprecato 2 occasioni. Attenzione Marinello, Ferro, il tiro deviato, angolo, no, neanche, svirgolata proprio di Ferro con l'esterno, sembrava deviato. Sale il coro, Martellago devi vincere. Tanto la rimessa laterale se la guadagna il numero 9 del Pizzol, Riccardo. Non molti minuti in campo per lui, credo sia appena entrato. Poi ancora il loro numero 7 all'indietro per Fiorot che va al lancio lungo, Cavaglià di testa, Canuto ha spazio per andare, perde un rimpallo, la rimessa laterale per noi. Possesso palla del San Vemille adesso. Pallone è uscito, Brugnolo. Il pallone era uscito, ha concesso il tiro il direttore di gara
poi Cavagliao, rimpallo, Fiorot allontana la sfera, Canuto la svirgola, Beppe Ferro ancora Beppe all'indietro, mettere ordine, Marinello adesso, Canuto, 10 minuti, Canuto subisce un fallo, chiede scusa ma prende il cartellino giallo che ha in mano, no, ci ripensa, aveva messo mano al taschino verso Bodian, ci ha ripensato il direttore di gara, dice letteralmente la prossima è giallo, ha detto letteralmente così il direttore di gara. Calcio di punizione, chiesto l'intervento dello spazzettone. Quindi primo calcio di punizione per noi, 2-1 i falli, 4-2 il punteggio. Possiamo aprire il sito di tutto campo, ma vediamo ancora per Numia, compagnia Malo 2-2, non so se sia vero. Ripeto, il sito di tutto campo, non so con quanta velocità aggiornino in diretta i vari dirigenti o tifosi delle squadre. Nove alla fine, bel pallone per Canuto, alto, spreca ancora il 5-2. Dai ragazzi, time out chiesto dal San Emile da mister da mister Daniele Sartor. Allora, dopo questo time out, 4-2 per il Martellago, doppietta di Canuto, Marinello, Benato, gli altri due marcatori, vantaggio della compagnia Malo sul Pernumia, 2-3. Finisce il time out. Finisce il time out, possiamo quindi tornare in cronaca. Nulla di fatto su questo lancio lungo, riparte Beppe, Nasci ancora, sbaglia Nasci, brutta palla persa, attenzione al San Emile, il tiro, Bruniolo fermo, il pallone è fuori, chiedono il calcio d'angolo, l'arbitro non lo concede. Sette minuti, però c'è stato il time out. Nasci, Beppe, il passaggio verso Canuto, Cavaglia si gira, Lollo il tiro, rimessa laterale per noi. Allora siamo in campo con Bruniolo, Ferro, Canuto, Nascimbene e Cavaglia adesso in questo momento. Sei e 20 da giocare, più il recupero che ci sarà sicuramente almeno un minuto per il time out. Vedremo se ce ne saranno altri. Nulla di fatto su questo lancio lungo, Bruniolo. Cavaglia all'indietro, Canuto, Cavaglia, ancora Lollo, uno sguardo in avanti, vada lateralmente da Nasci per Beppe, Ferro il tiro, deviato, corner per noi.
non ci si ferma un attimo. 4-2 della compagnia Malo sul Pernumia, stesso risultato quindi in questo girone B. Lollo, deviazione, si sgola Fiorot, il loro portiere, per richiamare l'attenzione dei suoi giocatori. Qui riparte con un contrasto con Cavaglià, un loro giocatore che si rialza, credo si tratti del numero 9 De Pizzol. Possesso palla del San Mille. Nashin Ben sempre su De Pizzol, la rimessa laterale è per il San Mille. Nulla di fatto su questo tentativo del numero 8, questa volta che era salito Cesaro Giacomo. Ancora Cesaro in avanti. Beppe lascia sfilare per Brugnolo che rimette il pallone in gioco verso Benato. Nasci il velo. Beppe che azione, Nasci solo. Nasci e solo se la allunga troppo. Nasci, il pallone è entrato. Il gol di Beppe. Festeggiano tutti insieme, credo sia stato Beppe l'ultimo a toccare. 5-2, meritato questo gol, meritato. O Beppe o Nasci. 5-2. Chiediamo aiuto alla regia. Ha toccata Beppe. Riparte la compagnia, il San Mille. Rientra Barbieri in campo che cade, attenzione alla conclusione da lontano, centrato in pieno Nashin Ben, Beppe e Pippo riconquista il pallone, anche Beppe in scivolata. La rimessa è per noi, Ferro la restituisce colpendo il palo in porta, ha restituito la sfera. Qui forse c'era un fallo in favore dei nostri avversari, ripartiamo in contropiede, pallone troppo lungo, Fiorotto la lascia scorrere sul fondo, non vedo cenne di maglie, di quinti di movimento, a 3 dalla fine, Nashin Ben se ne va avanti, poi il numero 6 che cade a terra, calcio di punizione, terzo fallo. Calcio di punizione dunque per il San Mille. Seguiamolo. Credo ci sia Gilli sul punto di battuta, il numero 14, sì, è proprio lui. Pallone 2 metri più indietro rispetto al tiro libero, qualche metro in più forse. Vediamo se va la battuta diretta. Parte Gilli, tiro fuori. 2 alla fine. Dentro di nuovo Favaro. Poi Nashin Ben commette il quarto fallo. Dobbiamo fare attenzione, mancano 2 minuti, ancora più recupero, abbiamo commesso 4 falli, abbiamo un vantaggio di 3 gol, ma in questo sport non finiscono mai le partite. Qui Pippo non riesce ad agganciare il rinvio lungo di Brugnolo. Qui va a commettere un pasticcio Fiorot e per sua fortuna non riusciamo a fare gol. Aveva preso il pallone Pippo praticamente. Favaro. Attenzione, viene ammonito Canuto per proteste. A Canuto il mister intendo, Matteo Canuto chiede spiegazioni al direttore di gara. Gioco interrotto dunque.
Si attende il fischio del direttore di gara, si riparte da Davide Bruniolo. La partita sta per finire, 38 secondi alla fine, ma vediamo il recupero, lo dirà adesso, se non l'ha già detto. Vediamo. Pallone da un portiere all'altro. Dentro con il numero 25 Gioia Simone, primi minuti per lui. Poi attenzione a uno scontro sul terreno di gioco, Favaro lascia correre il direttore di gara. Gioia in scivolata riconquista il pallone, Gioia è solo, era palla netta, era palla piena, ma c'è stato uno scontro, espulso Favaro, fallo a palla lontana, non l'abbiamo visto, c'era Gioia da solo davanti al portiere. La partita praticamente è finita, espulso Favaro, ma quindi c'è un fallo in avanti, quinto fallo. Ha ancora il cartellino rosso in mano. Calcio di punizione dunque. Si scalda il pubblico. Si scalda il pubblico. Ma la partita è già finita da un pezzo, Quinto fallo, giustamente. Finisce un minuto di recupero. Arriva adesso la segnalazione, un minuto di recupero. C'era Gioia da solo davanti al portiere, è stato fischiato un fallo. Parte il loro numero 10, il tiro ribattuto. Quindi Martellago in inferiorità numerica. Attenzione al numero 2 che è solo Bruniolo! Bruniolo con il petto, riparte Benato. Il pallone è fuori. Vediamo se riusciamo a fare un po' di possesso palla con i secondi. Bruniolo mette il pallone fuori e finisce la sfida. Vinciamo 5-2, primi 3 punti in Coppa Veneto. Una buona serata a tutti. Finisce 5-2, però finisce male con l'espulsione di Thomas Favaro. La doppietta di Canuto. E il gol di Marinello